Buonasera a tutti, possiamo iniziare. Ti abbiamo fatto un po' aspettare, abbiamo avuto un inconveniente tecnico, ma intanto grazie per essere qua. Questo è il quarto anno che ci vediamo qui tutti assieme. In apertura ringrazio come al solito Sandra e Simone. Estendiamo chiaramente il ringraziamento anche a Stefania Bernardini che non può essere con noi, ma grazie ancora una volta come al solito di supportare la nostra manifestazione, la nostra idea. Siamo al quarto anno di premio Paolo Bernardini per la divulgazione in archeologia. Penso che sia un'edizione importante per noi perché, come dire, intanto rispetto già all'anno scorso che venivamo fuori da quella situazione assurda di quei 2 anni di blocco totale in cui non ci siamo potuti incontrare, insomma è come dire, cioè è vero, cioè è proprio vero, siamo di nuovo in piena libertà, questa è già una bella cosa. E poi è importante, insomma, perché è un'edizione importante perché ci dà l'idea appunto che questa manifestazione stia andando avanti, stia crescendo, la vostra presenza sempre così numerosa, insomma, ci dà conforto sul fatto che stiamo facendo qualcosa di interessante per tutti quanti. Quest'anno rispetto alle precedenti edizioni vedrete ci sarà qualcosa di diverso, nel senso che la filosofia che sta dietro l'istituzione di questo premio per la divulgazione in archeologia è sempre la stessa, però poi ne parleremo meglio diffusamente dopo. Abbiamo scelto insomma di premiare 2 progetti nuovi, 2 progetti molto interessanti che, come abbiamo detto nella presentazione sui nostri social, nascono dal basso, insomma un'espressione un po' abusata forse di questi tempi, ma che secondo noi invece davvero come dire, danno un'idea precisa di quella che è la realtà di questi 2 progetti, ma ne parleremo dopo. Volevo portarvi intanto i saluti di 2 cari amici, insomma, che purtroppo oggi però non potranno essere con noi. Sono Carlo Tronchetti, che è stato premiato nella scorsa edizione, anzi di 3 amici in realtà. Carlo Tronchetti, che è stato premiato nella scorsa edizione, Alfonso Stiglitz, che all'ultimo minuto ha avuto un contrattempo, non potrà essere neanche lui con noi, e Massimo Botto, 3 amici insomma che hanno supportato l'istituzione di questo premio fin dalla prima edizione. Quindi a loro insomma abbiamo garantito che avremmo portato il loro saluto a tutti quanti voi. Permetteteci però anche di fare noi invece un saluto ad un altro caro amico che oggi avrebbe voluto essere con noi sicuramente, perché l'ha fatto in tutte le precedenti edizioni. Già solamente un anno fa proprio con Carlo, con Alfonso, con Massimo, insomma, si chiacchierava con Marco Rendeli di viaggi nel Mediterraneo, di amicizia con Paolo Bernardini, di necessità e di importanza di divulgazione. Quindi il nostro saluto questa volta va appunto anche a Marco Rendeli. Allora, la serata si svolgerà così. Come al solito cerchiamo all'interno della manifestazione di dare spazio un po' a quello che era, come dire, tutta una serie di filoni di studio, di indagine sui quali aveva ragionato tantissimo Paolo Bernardini, che noi prendiamo come modello ispiratore, insomma, no? Che ci danno sempre la possibilità di aprire una finestra che dalla Sardegna si spalanca sul resto del Mediterraneo. E allora quest'anno abbiamo voluto proprio ragionare sulla presenza della Sardegna di età nuragica, diciamo, nel Mediterraneo. Spesso si ragiona, spesso si parla, diciamo, di contatti più o meno intensi, più o meno evidenti delle genti di età nuragica sulle coste del Mediterraneo. Ecco, oggi cercheremo di fare un po' questo viaggio, come al solito tenendo presente che al di là degli oggetti che viaggiano e che si trovano sulle coste
di tutto il bacino del Mediterraneo, da una parte all'altra, da oriente a occidente, insomma, al di là, dietro, diciamo, queste manifestazioni così materiali della produzione della mente umana, ci stanno le persone, uomini, donne, che quegli oggetti li hanno prodotti, li hanno utilizzati, li hanno dismessi. Quindi avremo sempre uno sguardo anche attento su chi questi oggetti appunto li ha portati in giro per il Mediterraneo. E allora abbiamo chiesto a Giovanna Fundoni, giovane archeologa, ricercatrice, che si occupa da tanti anni ormai di rapporti, di presenza nuragica nel Mediterraneo, di rapporti come dire, da una parte all'altra, nel senso di viaggi che dalla Sardegna giungevano sulle coste di questo mare e viceversa. Abbiamo chiesto a lei appunto di darci un quadro in generale di quello che è un po' anche la realtà attuale degli studi. Quindi lascerei a lei la parola e dopo insomma, vi presentiamo i futuri premiati di questa edizione. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti. No, non so se si sente. Come mi ha già presentato Matteo, sono Giovanna Fundoni e mi sono occupata per tanto tempo di rapporti tra la Sardegna nuragica e il resto del Mediterraneo, in particolare con il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico, su cui ho concentrato primariamente i miei studi. Intanto ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi coinvolto, per avermi invitato, perché è sicuramente un evento interessante. Già il fatto di ricordare un grande personaggio per quanto riguarda gli studi della Sardegna e i suoi rapporti con il Mediterraneo, che è Paolo Bernardini, dal quale ho preso sicuramente spunto su tanti punti di vista, col quale qualche volta mi sono anche confrontata. E poi comunque sono sempre eventi molto belli che cercano di avvicinare l'archeologia, che molto spesso magari rimane più vincolata all'ambiente accademico, comunque all'ambiente scientifico, avvicinarlo alla gente, perché l'archeologia deve fare questo, deve avvicinarsi all'archeologia di tutti. Tutto ciò che studiamo noi archeologi, noi studiosi, è di tutti, dobbiamo saperlo tutti ed è giusto divulgarlo. Quindi per me è una buona occasione per far vedere quei pezzettini di storia che siamo riusciti a ricostruire, chiaramente non tutto io ho fatto la mia piccola parte, ma insomma tutti gli altri studiosi che hanno lavorato sul tema. Come diceva Matteo, io vi parlerò dei rapporti tra la Sardegna nuragica e il resto del Mediterraneo, ma anche l'Atlantico, perché la Sardegna nuragica, che per molto tempo si è immaginata chiusa, un'isola proprio anche in senso lato, in realtà non lo era, non era assolutamente isolata, anzi era totalmente coinvolta e partecipe delle principali reti di contatti e traffici del Mediterraneo, in particolare secondo il primo millennio a.C. Noi affronteremo questo periodo perché stiamo parlando di un momento nuragico, ma sappiate che la Sardegna era in mezzo ai traffici del Mediterraneo dal Neolitico, se non anche prima. Il traffico dell'ossidiana ce lo dimostra. Questa diapositiva serve a far vedere qualcosa che sarà un po' scontata per tutti, la posizione della Sardegna. La Sardegna è quasi al centro del Mediterraneo e questa posizione ha causato tutto ciò che è successo nell'isola, la possibilità di entrare nei giri dei traffici, dei commerci, nelle rotte di navigazione che già erano presenti nel resto del Mediterraneo. E chi navigava sin dall'inizio nel Mediterraneo faceva viaggi lunghi, almeno da oriente a occidente o da occidente a oriente, in Sardegna ci poteva finire anche per caso. Metti i venti, metti il brutto tempo, era un punto in mezzo, un ponte in cui ci si poteva riparare o ci si poteva fermare per affrontare meglio i viaggi. Soprattutto nei tempi più antichi la navigazione non era come quella che noi conosciamo oggi, che andiamo dove ci pare, attraversiamo da un punto all'altro senza problemi. Per molto tempo attraversare, fare navigazione d'altura non era così facile. Si faceva, però era soggetta a determinate caratteristiche, requisiti, servivano a certe condizioni meteo-marine, bisognava avere i venti giusti, insomma non era così facile, per cui avere un punto di riferimento, un'isola, le isole erano importanti per questo, come la Sardegna era fondamentale per tutti, e questo fu uno dei motivi per cui la Sardegna entrò, volente o nolente, nelle prime rotte di navigazione, nei primi traffici.
che siano quelli legati all'ossidiana, che poi invece in realtà in età nuragica siano legati ai metalli, ci entrò sempre, volente o nolente diremmo noi oggi, perché se l'iniziativa non partiva dagli stessi sardi, c'era qualcuno che veniva in Sardegna e ci portava in mezzo, e la posizione dell'isola giustifica tutto questo. Allora abbiamo testimonianze di materiali nuragici sia nel Mediterraneo orientale sia nel Mediterraneo occidentale. Gli studi sul tema diciamo sono relativamente giovani, a parte qualche primo studio nel secolo scorso che con i primi ritrovamenti di materiali sardi fuori dalla Sardegna si è sempre un po' pensato ciecamente, diremmo noi oggi, a una Sardegna isolata, e i pochi materiali possibilmente ricollegabili alla Sardegna ritrovati fuori venivano automaticamente attribuiti a qualche altro vettore, oppure che siamo sicuri che siano sardi, rimaneva il dubbio. Mentre pian piano, soprattutto negli ultimi 25 anni, ma più che altro negli ultimi 20 anni, si è fatto tanto e si è iniziato a capire che in realtà i pochi materiali iniziali sardi fuori dall'isola erano tantissimi. Negli ultimi 20 anni, ma diciamo ancora di più negli ultimi 10, i ritrovamenti di materiali sardi fuori dall'isola sono aumentati in maniera esponenziale. I primi che si conoscono sono i materiali di Lipari, i materiali di Commos, ai quali non fu dato, nei tempi del ritrovamento, non fu dato un grandissimo peso, automaticamente si attribuirono ad altri vettori, non gli venne data grande importanza, mentre quando questi ritrovamenti iniziarono ad aumentare, sia nel Mediterraneo orientale che poi dal 2004 in poi nel Mediterraneo occidentale, si è dovuto per forza dare un'occhiata più da vicino alla situazione. Che cosa succedeva? Che ci facevano questi materiali sardi fuori dalla Sardegna? Perché è vero, materiali di provenienza esterna nell'isola li conosciamo da sempre. Già all'inizio del Novecento Taramiglia aveva visto le prime asce, per esempio quelle ritrovate a Monte Saida, che si assomigliavano ad alcuni materiali che aveva visto in Spagna, in Portogallo. E fu forse il primo a pensare, ma non è che c'è stato qualche contatto tra le due aree? E poi anche altri materiali miceni in Sardegna, che quelli non è che si conoscono da tempi recentissimi, però forse i tempi non erano maturi, non si ricollegarono le due cose. Tutto ciò che tutti i materiali di origine esterna che si ritrovavano in contesti nuragici venivano chiaramente classificati come visita, come presenza esterna nell'isola, qualcuno che si affacciava nell'isola, fossero micenei, fossero ciprioti, magari o di passaggio nelle rotte o per le sue risorse soprattutto minerarie, ma la controparte, il rapporto con i sardi veniva considerato sempre meno. Oggi per fortuna non è più così. Oggi sappiamo molto di più e sapremo sicuramente ancora di più nei prossimi anni. I ritrovamenti sono tanti. Per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, guardate questa carta e vedete che testimonianze abbiamo. Abbiamo a Cipro, quelle di Cipro forse sono tra le più recenti ritrovate. Abbiamo 2 siti di Cipro che hanno restituito ceramiche sarde. Abbiamo Commos a Creta, anzi anche a Creta sono 2 località, la Brocchetta dalla Sultan Tekke, di Caniale Tekke, che vi farò vedere dopo. Quella è stata trovata anche abbastanza tanti anni fa in una tomba, età del ferro, si è pensato ai Fenici, un mercante fenicio che la porta. Mentre nel sito portuale di Commos il materiale nuragico era tanto, proprio tanto, e all'inizio non venne riconosciuto come tale. Si parlò di barbarian ware, questa definizione data alla ceramica a mano, ceramica grezza che non si sa interpretare. Quando si ritrovava negli scavi archeologici in passato è sempre barbarian ware, ancora in tempi recenti, anche in Egitto, quando non si riesce a capire da dove viene barbarian ware, molto spesso è sarda, e gran parte dei casi quando si sente il nome probabilmente viene dalla Sardegna. Abbiamo quindi a Cipro, a Creta, abbiamo anche testimonianze in Sicilia, quelle di Lipari che forse sono le più conosciute, anche lì una grande quantità di ceramica nuragica, ma anche diverse località della Sicilia, e proprio quelle della Sicilia forse sono quelle più in corso di studio negli ultimi anni. Ancora è pubblicato, c'è pochissimo, c'è tantissimo lavoro da fare, perché anche lì dai primi 2 frammenti ci si è resi conto che i materiali sono tanti, che ci sono anche lingotti oxide, che c'è forse anche qualche frammento di bronzo. Alla fine anche lì la situazione si sta modificando. In più c'è un ritrovamento relativamente recente di lingotti di piombo in un relitto a largo di Haifa,
e che anche quelli sono in corso di studio, comunque risultano essere fatti con piombo proveniente dalla Sardegna. Anche quello è un ritrovamento che ci dice tante cose. Alla fine, se guardate i puntini, questi materiali sardi sono tutto il Mediterraneo orientale. Parliamo solo di Mediterraneo orientale, poi la penisola, la parte centrale la vedremo dopo. E tutti questi puntini ci sembrano quasi seguire quella che è una rotta dal Mediterraneo centrale, dalla Sardegna verso Oriente e viceversa. Scusate, ecco qua. Quindi, per quanto riguarda i rapporti con il Mediterraneo orientale, abbiamo detto che i ritrovamenti principali sono ceramica nuragica ritrovata a Creta e a Cipro. Contemporaneamente, più o meno relativa allo stesso periodo, abbiamo anche materiali micenei e ciprioti in Sardegna che si conoscono da tanto, sono anche studiati, li studiò la Ferrarese Cerutti, sono stati rivisti più volte e ci testimoniano la presenza di ciprioti, soprattutto di micenei, possibili gruppi micenei o comunque questi grandi gruppi di navigatori, di mercanti che giravano per il Mediterraneo, che non è neanche facile inquadrare con una provenienza precisa, perché dovete immaginarvi che la navigazione dell'epoca, i commerci dell'epoca riunivano gente di diversa provenienza, le imbarcazioni si fermavano, stabilivano nei porti, nei grandi insediamenti portuali e c'erano gruppi veramente eterogenei di varie provenienze che si univano, molto spesso erano micenei e ciprioti, probabilmente c'era anche qualche elemento orientale che noi magari chiamiamo levantini, però nel nuraghe Antigoni di Salò abbiamo diversi frammenti, numerosi frammenti di ceramica micenea. E la ceramica micenea è ben riconosciuta, è praticamente difficile che ci si sbagli sulla ceramica micenea, ma è datata, ci sono tutte le analisi degli impasti, per cui se si ha un frammento si riesce a capire persino il laboratorio quasi esatto da cui proviene. Ecco, questi materiali non sono soltanto di importazione. Vicino alla ceramica micenea di Antigoni ci sono anche dei vasi che imitano la tecnica, la decorazione della ceramica micenea fatti con argilla locale. Chi li ha fatti? Erano gli stessi micenei o comunque questi gruppi di naviganti che erano ospiti lì nel villaggio, che se gli servivano, se li rifacevano o stavano iniziando ad insegnare la tecnologia, il sistema di produzione ai sardi. Tutto questo è sempre da vedere bene, servono altri dati, però certo è che questi materiali, questo insediamento nuragico nel Golfo di Cagliari ci dicono tanto. Ci dicono tanto perché è un insediamento che dà sul mare, che dà sul Golfo, in un punto perfetto per l'arrivo e per la partenza delle rotte. Il Golfo di Cagliari su queste rotte è perfetto, è una postazione in cui ci si arriva facilmente, ci si ripara facilmente, è un punto di passaggio ottimo per il Nord Africa, per arrivare all'Occidente o viceversa anche rientrando. E tra l'altro sono anche associati a pochi materiali ciprioti, c'è un'ansetta, un qualche pezzo di vaso cipriota che ci dice che non c'erano soltanto micenei. È molto interessante il fatto che siano tanti, ben diluiti nel tempo, quindi non tutti di un unico periodo, non parliamo di un unico viaggio, il che significa che questi gruppi, queste importazioni, questi gruppi che erano lì, che ormai per una parte degli studiosi si pensa che fossero ospiti negli insediamenti nuragici, ci venivano spesso, ci vennero con continuità. E abbiamo anche materiali a Cipro e a Creta. Come vi ho detto prima, a Creta abbiamo Commos e Cagnale Terché, e poi tutta la serie di a Cipro, Piracopino Cremos e alla Sultan Terché, e poi tutta la serie di materiali che vediamo lungo la rotta, che sono quelli della Sicilia che vi ho fatto vedere prima, perché la Sicilia è lungo la rotta. La cosa molto interessante è che molto spesso abbiamo le stesse forme, cioè gli stessi vasi con le stesse decorazioni associati, che so, un tipo di coppa associato con un altro tipo di vaso, oppure la coppa micenea associata a un vaso di particolare al Pittos cipriota. Praticamente ci fa vedere che girano sempre con la stessa ricorrenza. Le testimonianze micenee in Sardegna sono tante, in questa carta potete vedere gran parte dei ritrovamenti, mancano forse quelli più recenti, alcuni che in realtà non sono ritrovamenti ma materiali riconosciuti nei magazzini dei musei. Comunque potete vedere sono principalmente nel sud Sardegna, principalmente nel Golfo di Cagliari, ma comunque anche nelle zone interne. Abbiamo qualche elemento da Orosei, qualcuno dall'area del Sinis, però l'area principale di ritrovamento è quella del Golfo di Cagliari e comunque tutta la piana, tutta la parte retrostante.
Qua vedete nelle immagini alcuni di questi materiali, questi vasi decorati molto particolari, in più questa testina in avorio che viene da Decimo Puzzu, che è molto interessante, che è praticamente i principali elementi di confronto proprio nella Grecia micenea. A fianco vedete anche la foto. Molto interessante la lavastron del Nuraga Rubio del Roli, che è addirittura ritrovato negli stati di fondazione, che ci dice tanto anche questo sui rapporti. E il Nuraga Rubio del Roli non è proprio sulla costa, quindi in realtà questi contatti si allargano veramente fino a aree molto più interne. Per quanto riguarda gli altri materiali di provenienza del Mediterraneo orientale, in Sardegna abbiamo un elemento sicuramente importante, che sono i lingotti di rame oxide. Questi lingotti di rame si chiamano oxide, che vuol dire a pelle di bue, perché si pensa che rappresentino la pelle di un bue. Poi ci sono diverse teorie anche su questo, c'è chi sostiene che in realtà la forma sia nata proprio per esigenze di trasporto e di conservazione. Comunque questi lingotti sono di rame cipriota, quei pochi analizzati risultano essere proprio di rame cipriota proveniente da Cipro. Si ritrovano in tutte quelle località sarde che vedete lì nella carta. E si ritrova in Sardegna, per quanto siano ciprioti, ne abbiamo più in Sardegna che a Cipro. Gli unici lingotti di rame oxide che si conoscono interi ce li abbiamo in Sardegna. A Cipro ne hanno pochi pezzi, ma come i nostri, non per fare campanilismo, non ce li hanno. E questo è un discorso molto interessante, anche perché in alcuni di questi lingotti ci sono dei segni che ricordano alcuni elementi tipici, diciamo, della simbologia, elementi culturali della Sardegna, come il pugnale al Sagammata, il che ci fa pensare che sia una forma di riconoscimento. C'è chi all'inizio li interpretava come ponderali, c'è chi li interpretava con segni della provenienza, certificazioni. Certo è che nel momento in cui noi troviamo un segno che ci collega alla Sardegna, al pugnale tipico nuragico, c'è da pensare. Comunque hanno un periodo anche abbastanza lungo di distribuzione in Sardegna, che va anche oltre il periodo in cui li riscontriamo a Cipro. Si ritrovano non solo in Sardegna, ma li troviamo in altri posti, anche in Corsica. In tempi relativamente recenti è stato trovato qualche frammento in Corsica, molto interessante. Tra l'altro quello era proprio il simboletto che ricollegava alla Sardegna. Che ci fa tutto questo rame cipriota in Sardegna, quando in Sardegna di rame ne avevamo abbastanza? E questo è un discorso interessante. Tanto un rame abbastanza puro, probabilmente in Sardegna forse in quel momento non tutti i giacimenti erano conosciuti o sfruttati adeguatamente, ma comunque certo è che ci riportano a un forte rapporto con Cipro, relazioni anche abbastanza intense, relazioni tanto intense che ci hanno fatto pensare che anche la metallurgia sarda del bronzo, quindi la metallurgia nuragica, abbia una certa influenza da Cipro. Una certa influenza che sicuramente si vede per esempio nei tripodini, in questi supporti tripodi che potete vedere qua. Questo è uno dei tanti, ce ne sono diversi. Sicuramente quello che può essere più similmente di origine cipriota è quello di Santa Maria di Paulis, che in questa diapositiva non c'è, però ne abbiamo tanti. Per molto tempo si è ritenuto, ancora molti studiosi continuano a sostenere, che tutta la strumentazione legata alla metallurgia del bronzo nuragica venga da Cipro, che la metallurgia sia stata insegnata ai nuragici dai ciprioti, soprattutto la fusione a cera persa, per esempio, la lavorazione a treccia, ma addirittura che tutta la strumentazione per produrre, per lavorare il bronzo venga da Cipro. Negli ultimi anni diversi studi hanno un po' smentito o comunque ridimensionato questa possibilità. In realtà, per quanto alcuni strumenti siano molto simili a quelli ciprioti, qua vedete per esempio le molle da fuoco, la paletta, queste doppie asce, tutta una serie di strumenti che vengono ricollegati alla metallurgia. Per quanto siano molto simili a quelli che vediamo a Cipro, in realtà le poche analisi fatte ci dicono che molti sono prodotti con rame locale. Ma soprattutto dobbiamo pensare una cosa, che ad un certo punto per produrre certi tipi di oggetti alla fine non hai molta scelta. Per fare delle molle da fuoco, in che modo le puoi fare? Cioè hai pochissime possibilità, quella è la forma e così doveva essere dappertutto, quindi l'influenza cipriota va un po' ridimensionata, perché comunque certi strumenti li puoi fare solo in una determinata forma.
Certo è che su certe cose è possibilissimo, certi tipi di decorazione come quella a treccia, come certi ornamenti, come i tricoli, quelli vengono assolutamente da Cipro. L'influenza cipriota su certi aspetti della metallurgia è abbastanza chiara, però non va neanche sopravvalutata. Anche questa è un'altra faccia dei rapporti tra la Sardegna e l'esterno. Magari noi penseremo, vabbè, sono venuti i ciprioti e ce l'hanno insegnato, ci hanno insegnato tutto. Questa è la visione che si aveva fino a un po' di tempo fa. Oggi i ritrovamenti ci dicono il contrario, o comunque ci dicono state attenti, valutate bene la cosa, perché i materiali nuragici a Creta e a Cipro sono tanti. Qua vi ho messo qualche immagine dei materiali di Commos. Commos è un sito portuale, uno di quei grandi centri portuali, emporici, in cui si incontravano tutti i mercanti dell'epoca, in cui c'erano veri e propri quartieri commerciali. Ecco, in uno di questi quartieri c'è un'area in cui si è trovata una grandissima quantità di ceramica nuragica, ma non vasi da esportare, non vasi di lusso esportati perché erano belli o particolare pregio come quelli che abbiamo visto con i vasi micenei, ma neanche, molto spesso non sono neanche vasi che potremmo pensare venissero esportati con un contenuto, spesso sono vasi da tutti i giorni, ceramica comune. Le vedete le scodelle, gli scodelloni, a volte sono olle che in Sardegna magari si utilizzavano per cucinare, ci sono anche dei contenitori da trasporto e conservazione, ma c'è molta ceramica d'uso quotidiano. E questa ceramica d'uso quotidiano sarda, che cosa ci fa in un sito come questo? Chi l'ha portata? Perché finché parliamo della bella brocascoide, va bene, era bella, l'hanno portata magari anche con un contenuto di lusso, ma la scodella, cosa la porti a fare fuori? Quale poteva essere il mercante di origine esterna che dalla Sardegna si portava quelli che noi oggi diremo i piatti? Nessuno. Questa è ceramica, sono quasi da tutti i giorni correnti, che sono appartenuti a sardi che in un modo o nell'altro sono finiti a Cipro. Che ci siano andati con altri navigatori, con altre imbarcazioni, con altri gruppi, certo è che ci sono andati. Questo è corredi appartenenti a sardi. E qua vedete una foto, vedete la differenza, questo è un vaso comunque neanche di grandissime dimensioni, uso comune, questa è la brocascoide trovata nella tomba a Cagnale Tecche, e quello è un altro quello è un altro discorso, quello veramente gli può essere stata regalata, se la può aver portato con un bene di lusso, ma il vaso d'uso comune no, il vaso d'uso comune viaggia con il suo possessore, con il suo utilizzatore. I materiali nuragici da Cipro ne avete sentito parlare tantissimo perché negli ultimi anni per fortuna se ne parla tanto. I primi ritrovamenti pubblicati nel 2011 sono i vasi di Pilacochino Cremos. Ecco, i vasi da Pilacochino Cremos sono vasi a collo, quello che vedete qua, questa è una ricostruzione virtuale, vasi a collo che sono vasi da conservazione, da trasporto, ma quello trovato lì è restaurato con una grappa di piombo che alle analisi risulta sarda, anche l'argilla di quel vaso è sarda. Allora, se hanno portato il vaso rotto restaurato, com'è possibile? Quella è una testimonianza della presenza di sardi. Se hanno portato il vaso con qualcosa, gli si è rotto un pezzettino, come facevano i nuragici, saranno restaurati con una grappa di piombo, l'hanno restaurato e tenuto lì. E non solo, nello stesso insediamento, che ha una vita anche relativamente breve, come vedete fino al XIII secolo a.C., anche XII, lì c'è anche una vasca da bagno di terracotta, di quella classica produzione locale, che loro ce ne avevano. Questa vasca gli si è rotta e l'hanno restaurata con una grappa di piombo. Indovinate da dove viene quel piombo? Sardo. E allora come la mettiamo? Oggi diremmo, scherzando, gli si è rotta la vasca, il sardo sapeva restaurarla e l'ha aggiustata. Comunque tutto questo ci prova che i sardi erano lì. Questa non è roba che ha viaggiato con altri, questa è roba che è arrivata con i sardi. Le altre sono le scodelline, qua ve ne ho messo una giusto per farvi vedere quali sono, scodelle di sega interna, trovate in un altro sito non molto lontano da Pilacochino Cremos, che è alla Sultan Tekke. Ecco, in questo sito ne sono state trovate mi pare 13, comunque un numero che ogni tanto va cambiato perché ogni tanto vanno riconoscendo qualche altro frammento, in un'area di una necropoli, in una parte culturale in cui ci sono una sorta di, diremmo noi oggi, i rifiuti, i resti dei banchetti funebri, comunque di cerimonia del sito. Ci sono queste scodelline state analizzate, l'argilla viene dalla Sardegna, è materiale sardo. E mi direte, sono belle, per carità, come archeologo per me sono sempre belle, però non è materiale da esportare in quanto materiale di pregio. Anche lì valutiamo chi c'era, chi l'ha portato.
Torniamo sempre sulla rotta in Sicilia. In Sicilia i materiali sono tanti, purtroppo sono in corso di studio, quindi in realtà possiamo dire ben poco, però come potete vedere le località di ritrovamento sono tante. Abbiamo vasi dell'età del bronzo finale, qualcosa dell'età del ferro, uno degli ultimi frammenti ritrovati viene da Murcia, poi abbiamo lipari, sono tanti, si collocano in uno spazio cronologico che va dal bronzo finale alla metà del ferro, qualcosa anche sicuramente più antica. I vasi nuragici da lipari sono molto interessanti, perché? Perché anche lì sono ritrovati in una parte dell'area portuale del castello di Lipari, dell'acropoli dell'insediamento, e anche lì vasi di valore, vasi di pregio ce ne pochi, c'è molto materiale, vasi da tutti i giorni, scodelloni, abbiamo delle olle, abbiamo sì delle brocche, però anche lì la cosa che ci viene in mente è sempre quella, lì ci sono i sardi, sono tutti dislocati in un'area dello stesso quartiere, che ci fa pensare che lì risiedessero. Questo è per farvi vedere un po' quali erano le rotte tra la Sardegna e il Mediterraneo orientale. Non a caso la Sicilia di cui abbiamo parlato, Creta di cui abbiamo parlato, Cipro di cui abbiamo parlato. Quindi facciamoci conti. Per quanto riguarda invece il Mediterraneo centrale, occidentale e l'Atlantico, qua vedete le testimonianze. Non ho messo la penisola italiana, ve la faccio vedere dopo. Abbiamo testimonianze in Spagna, Spagna e alcune cose anche a confine col Portogallo. Abbiamo testimonianze in Nord Africa, a Tunisi e Utica. In più abbiamo una testimonianza, per quanto dubbia ancora molto discussa, da Marsiglia. Mi concentro un attimo nella ceramica nella penisola iberica. Nella penisola iberica, fino all'ultima stima che ho fatto io, si conoscevano 332 trafamenti e vasi interi di origine sarda. 332 è un gran numero, immaginate quelli che non abbiamo trovato. Ma di recente, discutendo con gli studiosi che hanno lavorato nell'allargamento delle piste dell'aeroporto di Malaga, in cui è stato trovato un insediamento fenicio numerose tracce sarde, loro mi hanno detto che hanno identificato più di 200 frammenti di ceramica sarda, quindi guardate quanto è cresciuto questo numero. Le località sono tante, i vasi sono tanti tipi, abbiamo brocche ascolti, abbiamo vasi a collo, abbiamo ciotole, anfore sant'Imbenia, le teglie, boccali, veramente tanti. Però mancano le analisi, questa è una cosa che dobbiamo risolvere quanto prima, si cercherà di fare un progetto di recuperare dei fondi e analizzare per vedere da dove provengono. Mancano le analisi archeologiche, cioè per capire la provenienza degli impasti, ma a livello visivo si vede benissimo che sono sardi. Quelle delle argille, il trattamento delle superfici, delle decorazioni non sono assolutamente confrontabili con quelle della penisola iberica. Qua vi ho messo una diapositiva per vedere i vasi, abbiamo anche vasi interi, abbiamo una brocca scude quasi intera da Cadice, abbiamo i boccali lì da Malaga, un'anfora sant'Eugenia dalla Sciorreras che è vicino a Malaga, tutti questi frammenti di vasi a collo. Abbiamo brocche ascoidi, guardate quante sono le brocche ascoidi, e anche molto belle, variabilità di decorazioni, hanno tutti confronti in tanti materiali trovati in tanti siti archeologici della Sardegna. Alcune quasi intere, e la brocca ascoide ci dice tanto. La brocca ascoide è un vaso di pregio, è un vaso che sicuramente viene esportato non chiaramente solo per la sua bellezza, ma per un contenuto particolarmente prezioso. Le brocche ascoide non sono grandi, quindi non è che siano tanto capienti, però probabilmente portavano qualcosa di molto interessante. Mi fermo un secondo su la brocca ritrovata nella periferia di Huelva, perché questo, mentre gli altri sono tutti insediamenti con presenza fenicia o anche insediamenti fenici, quello di Huelva è un insediamento indigeno del bronzo finale, proprio attorno al 1000 a.C., senza presenza orientale. C'è solo presenza locale, ceramica locale e ceramica sarda. Ceramica sarda, quest'ansa e i vari pezzi che sono stati trovati in questa brocca qua si collocano sul confronto con materiali locali trovati in questo punto attorno al 1000 a.C. Molto interessante, in mezzo a materiali locali, in un'area di un insediamento con una vigna grandissima in cui sono concentrate ceramiche sarde che vanno dal 1000 a.C. fino a più o meno all'800 a.C. 2 secoli di frequentazione sarda. Queste sono altre forme sarde ritrovate qua nella penisola iberica, vaso a collo, come quello che abbiamo visto, simile, quelli erano la colletta, ma questi erano un collo un po' più grande, come quelli che abbiamo visto che è ritrovato a Cipro. Cosa ci fanno? Questi sono stati trovati nel centro di Huelva. Huelva è un porto al confine tra la Spagna e il Portogallo, un porto fluviale molto importante che dietro ha un'area mineraria importantissima. Perché vediamo questi vasi a collo? Intanto è la prima volta che li troviamo fuori dalla Sardegna, e poi sono stato trovato quello che non l'ha colletto, ma comunque molto simile, quello di Cipro. Ce n'è uno che ha questa grappa qua di restauro, una grappa di piombo. Questa è tipica sarda.
la troviamo anche qua. Purtroppo non è stato analizzato, l'hanno guardato al microscopio, non è compatibile con le mineralizzazioni presenti in quella zona della penisola iberica. Il giorno che si fanno le analisi sicuramente vi lo salvo. Anfore Sant'Invegna, di queste se ne trovano tantissime, forse la forma più diffusa. L'anfora Sant'Invegna è un'anfora che per molto tempo si trovava in giro per tutto il Mediterraneo, veniva chiamata zitta in tedesco, anfora centro-mediterranea, perché non sapeva dove venisse. Gli scavi di Cartagine ne hanno trovato vagoni di queste anfore. Sono state trovate in Spagna, sono state trovate a Piedecusa, sono state trovate in Sardegna dappertutto. Prendono il nome dal sito di Sant'Invegna, l'insediamento nuragico sul mare, nella valle di Portoconte, in cui è stato trovato il più grande numero di queste anfore qua. Poi le hanno analizzate e si è visto che in realtà sono prodotte anche in tanti altri siti, per esempio a San Feromilis, per esempio a Cartagine. Venivano definite fino a un certo punto anfore nuragico-fenice, perché si è pensato, siccome la forma dell'anfora non era presente nel repertorio nuragico, mentre è molto simile alle anfore orientali, si è pensato, vabbè, è un'anfora orientale che è stata riprodotta con tecnica sarda, perché è fatta a mano, perché ha le anse di quel tipo, perché ha il collo simile ai vasi a collo in certi casi. In realtà, studiandole meglio, la dottoressa Elisabetta Garau, la professoressa Elisabetta Garau che ci sta studiando, si è resa conto che non sono per niente orientali, ma assolutamente non sono compatibili con la cronologia, con le anfore orientali, con le anfore levantine e fenicie che vengono dopo, ma non solo, sono molto più simili ai vasi sardi, ai dori, ai vasi a cordo sardi che con le anfore orientali, quindi probabilmente un'anfora sarda al 100%. Di queste se ne sono tantissime. Come potete vedere, un altro vaso interessante che si trova in Spagna sono le teglie e i tegami. Questo è il vaso che più di tutti ci prova la presenza di sardi. È un vaso di forma piatta, immaginate proprio una teglia, una cucina però circolare, non serve a contenere niente, non è sicuramente di pregio. E che cosa ci fa fuori? È un vaso che con l'archeologia sperimentale, con i confronti entrografici, ci si è accorti che serviva per fare il pane, per cuocere il pane, come i testi che si usano in altre parti d'Italia. Lo metti sul fuoco, lo scaldi, ci metti la focaccia, lievitata o non lievitata, e lo cuoci. Ecco, che cosa ci fanno questi fuori dalla Sardegna? Solo i sardi potevano aver bisogno di questi vasi. La cosa interessante, ecco qua li vedete anche con il pane dentro, la cosa interessante è che alcuni di questi, provenienti da Huelva, sono fatti con argilla locale. Questi sono stati osservati al microscopio e ci si è accorti che questa argilla limosa che c'è lì nel fiume di Huelva. Cosa vuol dire? Ce ne sono anche fatti con una ceramica, con un'argilla che ricorda assolutamente quelli inclusi vulcanici, che ricorda quelli della Sardegna occidentale. Significa che i sardi che erano lì, che evidentemente frequentavano molto l'area, se li portavano e quando gli si rompevano, non ce li avevano, non li servivano, se li facevano fare con l'argilla locale. E questo è ancora una volta un indice di presenza di sardi qua. Non sono materiali che viaggiano, che vengono esportati per venderli, per scambiarli, per regalarli. Questi sono materiali che viaggiano con i loro possessori e utilizzatori, che è molto interessante. Li troviamo in tanti punti del sud della penisola iberica. Tegami che qui in questo caso si datano soprattutto nell'età del ferro, tra la bronzofina e l'età del ferro, quando nell'area Sardegna, quando in Sardegna vengono utilizzati solo nella Sardegna centro-settentrionale, nel sud Sardegna non si utilizzano quasi più. Quindi abbiamo anche un dato sulla provenienza di questi navigatori che arrivano nella penisola iberica. Qua vedete qualche altro vaso, giusto, andiamo più veloce che se no sto andando anche troppo oltre. È molto interessante anche questi boccali, chiamati un tempo bollilatte. Il primo, quello di Cadice, è piccolino, quindi sicuramente compatibile col bere, con qualche liquido. Quello di Malaga è grande, sembra essere un vaso per bollire, per scaldare qualche tipo di liquido. Non è un vaso da esportazione. Qua potete vedere dove sono distribuite le ceramiche sarde nella penisola iberica. Vedete, si vede tutta la rotta. Tutti questi puntini che vedete sono concentrati lungo le coste e ci fanno vedere la rotta, a parte qualche raro caso come il 9 che in una zona mineraria c'è la via di comunicazione del fiume Ebro, come il 2 che è Santuario del Carambolo, oggi a 80 km dal mare, ma che all'epoca era un santuario costiero perché lì c'era un grande golfo ormai interrato che era sul mare, e come questo lo stesso che è al centro, vicino a Madrid, in una zona particolarmente interessante dal punto di vista minerario. Abbiamo molti materiali di origine iberica in Sardegna, abbiamo fibule, spiedi, spade, qua ve li faccio vedere, andiamo veloce. Sono in gran parte si possono vedere al Museo di Cagliari, abbiamo tante spade. In Sardegna la spada era poco presente nel mondo nuragico, abbiamo le spade votive che non sono spade sicuramente utilizzabili per il combattimento o per qualsiasi tipo di attività, mentre le prime vere spade sono tutte di importazione, tolte quelle più antiche che sono un fenomeno a parte concentrato anche in determinate zone.
Le spade pistiliformi di tipo Huelva, di tipo Montesaida vengono dalla penisola iberica e hanno talmente fortuna in Sardegna che vengono riprodotte in modo massivo, troviamo grandissime quantità, così come le spade Montesaida, a volte anche questi asce di tipo diverso, altri strumenti come falci, falcetti, scalpelli, abbiamo tantissimi. E sono distribuiti qui al contrario, non sono lungo la costa, sono all'interno, ma c'è una spiegazione a questo. La maggior parte della concentrazione di bronzi che abbiamo in Sardegna sono i luoghi di culto, nei siti cultuali, nei santuari che si trovano quasi sempre all'interno. Ecco, li ritroviamo proprio perché sono degli accumuli cultuali. Cosa ci facevano tutti quei vasi nella penisola iberica? Probabilmente contenevano vino. A parte quelli d'uso quotidiano che appartenevano a questi navigatori, a questi gruppi che si spostavano dalla Sardegna all'esterno, probabilmente la brocca scoide, il vaso a collo, l'anfora Sant'Imenia portavano vino, e noi la testimonianza del vino nella Sardegna nuragica ce l'abbiamo anche in abbondanza. Addirittura quasi vediamo dei servizi da bevande nuragici. Abbiamo l'associazione dell'anfora Sant'Imenia, o a volte il vaso a collo, che serve per contenere, per conservare. L'anfora è proprio il contenitore da trasporto navale per eccellenza. La brocca, che serve per mescere, bella, decorata. Abbiamo poche ciotole, ne abbiamo pochi casi, una soltanto decorata, ma molto spesso sono associati a coppe di origine greca, euboriche per esempio. Quindi questi servizi che probabilmente venivano esportati a lotti interi, probabilmente erano composti da vasi di diversa provenienza. Li troviamo anche in altre zone del Mediterraneo. Invece in Sardegna che cosa arriva? Perché andavano in Sardegna con gli altri nella penisola iberica? Per lo stagno, perché in Sardegna c'era una grandissima metallurgia del bronzo, per fare il bronzo noi ce l'avevamo, ma lo stagno no, serviva lo stagno. Si andava nella penisola iberica perché lì arrivava lo stagno dalle isole britanniche, ma anche probabilmente da alcuni giacimenti della penisola iberica, e arriva non solo lo stagno grezzo, che purtroppo non riusciamo a identificare, ma manufatti bronzi, le spade, le asce che vengono riprodotte, quindi non arriva solo l'oggetto in sé, ma il modello che ha talmente tanta fortuna che viene riprodotta, e chissà forse anche qualche altra conoscenza. Sto finendo. Importanti anche i rapporti con il Nord Africa, per quanto siano ancora in corso di studio. A Cartagine, come vi ho detto, negli scavi di Cartagine sono state trovate quantità spaventose di anfore Sant'Imenia. Veramente la ceramica sarda negli scavi di Cartagine rasenta il 35%, 40%. Questo è un fattore importante da considerare, vuol dire che c'è forti contatti, una grande presenza o comunque forti contatti. Tra l'altro ci sono anfore Sant'Imenia prodotte proprio con argilla di Cartagine, con argilla tunisina, quindi probabilmente c'era una base in cui questi traffici avevano un punto di riferimento. Invece molto interessanti i materiali di Utica, sempre Tunisia, non molto lontano da Cartagine, perché anche qua abbiamo vasi d'uso quotidiano, le brocche a sfondi, i vasi a collo, tutti molto simili a quelli che abbiamo visto nella penisola iberica. E non solo, insieme a questi materiali sardi cosa c'è? Ci sono materiali greci, le coppe greche che abbiamo visto, le coppe euboriche che abbiamo visto sia in Sardegna, Sant'Imenia, sia nella penisola iberica, ma anche materiali di provenienza del sud della penisola iberica. Significa che qua c'è il passaggio di questi gruppi nelle rotte, che sia all'andata che sia al ritorno, le rotte si fermavano qua. Ecco qua potete vedere dove erano ultime Cartagine. Infine, l'ultima base dei rapporti, che si concentra più tra Bronzofinale e Tagliaferro, quella della penisola italiana. Col mondo tirrenico, villanoviano, guardate i puntini e vedete un po' quante testimonianze sarde abbiamo in questa zona. Un forte legame culturale, tanti bronzetti, ceramica dappertutto, ma soprattutto molti beni di lusso, e addirittura troviamo le stesse spade di importazione iberica che troviamo in Sardegna, le troviamo riprodotte anche lì, anche nella zona in cui vivevano i villanoviani, nella costa tirrenica. I rapporti con loro sono strettissimi. All'inizio ci sembrava, fino a molti anni fa, che fossero rapporti solo unidirezionali, i sardi che vanno lì. Adesso ci sono materiali villanoviani che sono stati trovati a Tavolara, anche se poi i materiali villanoviani ce ne sono anche in altre zone della Sardegna, e si vede benissimo che questi rapporti intensi sono bidirezionali. E questo è molto interessante, soprattutto perché sono tra Bronzofinale e prima età del ferro, un periodo che questi rapporti tra la Sardegna e l'esterno sono al massimo. Ecco qua alcune delle testimonianze. Quindi concludo dicendovi che se qualcuno di voi aveva l'idea di una Sardegna nuragica arroccata nei suoi nuraghi, nei suoi villaggi, che riceveva visite ma non andava da nessuna parte, cancellate tutto, perché le scoperte degli ultimi anni ci provano che la Sardegna era totalmente immersa nelle reti di traffici
che erano i gruppi commerciali, e non viaggiavano soltanto i beni, viaggiavano i sardi, e ce lo dicono, i loro beni, i loro materiali, i loro corredi che si portavano a bordo delle imbarcazioni e che si tenevano nei posti dove si fermavano. Spero di avervi dato un'immagine un po' chiara di quello che succede nella Sardegna durante la esterna, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie Giovanna. Non so se avete notato, Giovanna non ha mai stranamente utilizzato aggettivi come fantastica, incredibile, magnifica, scoperta, mistero, non ha utilizzato mai una volta la parola mistero. Insomma, tre termini che insomma in questi ultimi anni e non ci piacciono, esatto, in questi ultimi anni però spesso vengono davvero utilizzati per veicolare le scoperte archeologiche, perché fortunatamente insomma si fanno in continuità, quasi che davvero si possa parlare di archeologia, divulgare l'archeologia solamente in quei termini. Giovanna ci ha dimostrato invece quanta passione ci possa essere in un racconto insomma di questo tipo, e quanto questo, come dire, questo racconto possa aggiungere ad un uditorio assolutamente eterogeneo come quello a cui ci rivolgiamo sempre noi. Quindi grazie, siamo noi che ti ringraziamo, insomma, Giovanna. Continuiamo. Sì, proseguiamo, grazie mille Giovanna. Grazie Matteo, e diciamo che entriamo nel vivo della serata. E lo facciamo lasciandoci trasportare da due termini. Il primo è condivisione e il secondo è un verbo, attualizzare. Queste due parole sono per noi molto importanti. Condividere sta alla base, direi, della nostra attività, anche della nostra vita. Condividere per noi, la condivisione prima di tutto è una condivisione umana e poi una condivisione culturale, di scambio culturale. Attualizzare perché sentiamo forte la necessità, ma anche la curiosità di capire come si possa attualizzare l'archeologia, come si possa attualizzare la divulgazione e la valorizzazione archeologica, a proposito appunto di misteri e termini simili. E queste due parole che ci fanno un po' da guida, forse quest'anno più degli altri anni, per il premio Bernardini hanno spinto a scegliere i premiati secondo appunto delle caratteristiche. Sicuramente le realtà che premieremo quest'anno si occupano di divulgazione e valorizzazione culturale. Sicuramente mettono a disposizione gratuitamente i dati che riescono a ricavare dal loro lavoro, ma hanno delle peculiarità proprie. Queste peculiarità sono che non si tratta di persone, ma di progetti, che sono progetti partiti dal basso, come diceva prima Matteo, e che sono progetti aperti. Sono tre caratteristiche importanti. Allora, i progetti che vengono premiati sono Sardegna Archeologica, per il quale premiamo Timbert Creek, e Archeosarrabus, e il premio verrà consegnato nelle mani di Martino Zedda. Sono due progetti che si occupano di censire, catalogare, divulgare, valorizzare e anche promuovere parte del patrimonio culturale di quest'isola, e per noi era importante che fossero premiati insieme. È interessante infatti vedere, anche curioso vedere come due progetti simili partano però da esperienze e da zone diverse, pur trattando dello stesso argomento. Entrambi si occupano del patrimonio culturale della Sardegna. Uno parte però da una regione della Sardegna e l'altro parte dall'Olanda, quindi anche questo fatto è interessante. Secondo, è interessante appunto il fatto che siano progetti e non persone. Questo perché? Perché già il fatto che ci siano delle persone che mettono a disposizione il proprio tempo, la propria curiosità, il proprio lavoro, la propria esperienza gratuitamente per, come dire, tutelare un patrimonio comune è importante. Quando poi riescono a farlo mettendosi insieme ad altre persone, crescendo, facendo dei progetti, quindi in qualche modo, come dire, istituzionalizzando questa passione, diventa veramente qualcosa di encomiabile, pensiamo, ed è in qualche modo un premiare loro, ma premiare attraverso loro tutte quelle realtà che stanno sul territorio, che si occupano di territorio
e che lo fanno magari al di fuori appunto di ambiti istituzionali, lo fanno con la passione e con la preparazione adeguata. È un modo per diventare i custodi del territorio, è un modo di prendersi cura dei territori ma anche del patrimonio archeologico. Quindi adesso passiamo direttamente ai premiati. Purtroppo Timbert Creek non è riuscito a raggiungerci, però abbiamo un suo contributo video che mandiamo ora. Buonasera a tutti, mi chiamo Timbert Creek e vi parlo attraverso questo video messaggio perché a causa della mia salute non ho potuto essere con voi di persona. Vorrei ringraziare l'organizzazione Itzocor Onlus, in particolare Matteo Tatti e la famiglia di Paolo Bernardini per aver voluto conferire il premio Paolo Bernardini per la divulgazione in archeologia al mio progetto di Sardegna archeologica in condivisione con il progetto di Archeo Sarabus. Era il 1989 quando ho visitato per la prima volta la Sardegna, in particolare i siti archeologici che poi hanno acceso in me l'interesse per la preistoria sarda, cioè Talos, Nura Velosa, il Pozzo di Santa Cristina e le terme di Fordongianos. Partendo da Talos ho conosciuto poi la Sardegna fenicia punica, la Sardegna dei nuraghi e dei pozzi, la Sardegna romana e la Sardegna medievale. Anni dopo, con l'avvento di Internet, decisi di mettere un sito turistico archeologico con informazioni sulla Sardegna in lingua olandese, in lingua inglese e in lingua italiana, e lo chiamai talos.info. Naturalmente mi documentavo attraverso delle pubblicazioni, tra le quali anche quelle di Paolo Bernardini. Il mio progetto di Sardegna archeologica ha avuto inizio circa 15 anni fa su talos.info, combinando la mia passione e curiosità per la preistoria sarda, la passione per lo sviluppo web e il database e la passione per la geografia e la cartografia, ho dato inizio alla costruzione di un database che riporta una lista dei nuraghi georeferenziati. Ho utilizzato le carte storiche, i censimenti istituzionali, le pubblicazioni scientifiche e gli studi scientifici reperibili online per costruire la mappa dei monumenti nuragici partendo dai nuraghi, poi le tombe dei giganti, gli insediamenti nuragici, i pozzi nuragici, le fonti nuragiche e ultimamente i santuari e i templietti nuragici a Megaron. Per svolgere le ricerche mi sono avvalso della mia conoscenza della ricerca storica e per poter capire e interpretare meglio le pubblicazioni sulle ricerche archeologiche ho seguito un corso di archeologia presso la Vrije Universiteit di Amsterdam, incluso uno scavo archeologico a Tiel, sempre in Olanda. Lo scopo del progetto era di creare un database secondo criteri storico-scientifici, consultabile da tutti e accessibile al pubblico tramite un sito web che risponda ai criteri di un sito web moderno, utilizzando le ultime tecniche messe a disposizione da Google Maps. Poi anche attraverso la pagina e il gruppo Facebook di Sardegna Archeologica ho cercato la partecipazione degli appassionati di archeologia che spesso conoscono molto bene la loro zona. Non dimentichiamo che quasi 20 anni fa molti appassionati della preistoria sarda avevano già inserito su Wikimapia molte informazioni sulla georeferenziazione dei monumenti, caricando anche tante fotografie. Ero uno di questi appassionati che mi consigliò allora le carte IGM come prima fonte consultabile per i nuraghi della Sardegna. I tanti racconti attraverso i lavori dei censimenti istituzionali, il lavoro degli archeologi e dei studenti di archeologia
non sono naturalmente ancora del tutto completi. Nella scheda si trovano il nome e il luogo, le coordinate, la classificazione e per i nuraghi complessi anche il numero di torri, l'altitudine, il tipo di materiale di costruzione, le fonti bibliografiche e cartografiche con i nomi storici riportati e infine delle annotazioni che, per rigore scientifico, non sono mai una copia e incolla delle informazioni delle fonti, ma piuttosto una breve descrizione delle caratteristiche elementari del monumento, in italiano e in inglese. Forse per alcuni mancheranno ancora delle informazioni tipo pedologia, litologia, uso del suolo come parametri importanti. Ho creato delle statistiche sui monumenti, delle carte tematiche con distribuzione e densità e delle carte tematiche con l'analisi del nuraghe vicino più prossimo. Ho creato delle pagine con informazioni per comune. Naturalmente, essendo uno storico concorso obbligatorio di statistica, non solo mi rendo conto delle limitazioni della statistica, ma anche delle limitazioni della qualità dei dati e dell'interpretazione di questi dati. A volte bisogna fare una scelta oppure adattare i criteri in base a nuove intuizioni. Quale denominazione usare? Proto-nuraga, nuraga arcaico, nuraga comiloio. Il nuraga appartiene a un comune piuttosto all'altro se si trova su un confine. Un nuraga monotoro nel Sarabos si può paragonare a un nuraga monotoro nel Margine o nella Gallura. Tutti i ricercatori usano gli stessi criteri per classificare un monumento tipo pozzo nuragico o fonte nuragica. Sono solo alcuni esempi di casi dove devi fare una scelta in base a interpretazioni personali. Continuerò a lavorare su database nel mio tempo libero, sempre alla ricerca di nuove e vecchie fonti bibliografiche e cartografiche da aggiungere, aggiornando il sito web con lo stesso piacere di 15 anni fa, quando cominciai, con la consapevolezza e l'immenso piacere del riconoscimento conferitomi assieme all'Associazione di Archeo Sarabos. Ringrazio ancora una volta l'organizzazione Izzo Onus e la famiglia di Paolo Bernardini e ringrazio il pubblico per l'ascolto. Vi auguro a tutti una buona serata. Bene, ringraziamo Timbert anche se non è qui con noi, insomma, per questa interessante esposizione e non lo so, siamo emozionati, siamo particolarmente emozionati, forse un po' perché anche ci riconosciamo, mi verrebbe da dire, nella premiazione di quest'anno, riconosciamo un po' la spinta, come dire, emotiva e di passione che ha fatto nascere poi la nostra associazione. Quindi passiamo oltre e adesso chiamo Martino Zedda per esporci invece il... Zedda, scusate, dopo tanti anni, per esporci appunto il loro progetto. Grazie. Nonostante siamo abituati a avere sempre la faccia dentro i social, poi parlare dal vivo davanti alla gente è sempre un po' emozionante. Intanto ringrazio l'associazione per questo riconoscimento alla famiglia. Per noi è molto importante perché siamo profani che sono premiati da addetti del settore, quindi è un riconoscimento per noi ha un valore enorme. Voglio condividere questa premiazione con Marco perché nonostante non viva in Sardegna, diciamo, per tanto tempo, lui vive a Roma, dedica tantissimo del suo tempo libero al progetto Archeo Sarabus, quindi volevo condividere con lui questa premiazione. Allora, Archeo Sarabus nasce con l'idea di aggiornare fondamentalmente il censimento dei siti che da noi risaliva agli anni 70, fine anni 70, quindi Roberto Ledda scrisse questi due censimenti, uno di Muravera e uno di Villa Puzzu,
E quindi l'idea era quella un po' di cercare di capire, di aggiornare questi documenti un po' per far conoscere ai nostri, quindi diciamo che il progetto era rivolto più a noi che all'esterno. Piano piano questo progetto, come diceva Matteo, essendo aperto, quindi aperto alla partecipazione di chiunque fosse interessato a questa cosa, ha fatto partire poi vari altri progetti. Il primo era: andiamo a vedere come sono ridotti questi nuraghi che sono nelle carte, no? E lì, prima dell'avvento dei droni nella nostra associazione, quindi salire in montagna, ci siamo resi conto che ne mancavano tantissimi. A oggi abbiamo aggiunto circa 70 nuraghi, propriamente detti, o gli dicono, al nostro censimento, e da lì siamo partiti poi con un progetto di coinvolgimento anche della popolazione con le giornate di pulizia nuragica, quindi siamo già... Ah, ok. Sì, qua un po' ho cercato di riassumere quello che sto dicendo. Ecco, questo, diciamo, i censimenti locali sono 100, non è aggiornatissimo, nel senso che qualcosa manca, perché diciamo che da confermare che siano 187 censimenti locali, noi con Archeosorbo siamo arrivati già a 247, ma lunedì per esempio mi accompagnano a vederne un altro che non è segnalato, quindi le persone del posto si sono affezionate a questo progetto e ci chiamano loro, e quindi siamo partiti da magari un po' di ritrosia, farci entrare nei terreni per paura che poi ce lo vincolano, non possiamo fare niente. Adesso ci chiamano loro e ci portano loro nei loro terreni, e mi raccomando, se fai il filmato ringrazia me. Quindi la valorizzazione, quindi le pulizie archeologiche, dicevo, adesso stiamo partendo con questo progetto che si chiamano Sentieri Primitivi del Sarrabus, quindi semplicemente recuperiamo delle vecchie strade, dei vecchi sentieri che passano vicino ai siti archeologici. Verrà poi implementato con dei cartelli, con il progetto anche QR code, quindi distribuiremo lungo i sentieri dei QR code che rimanderanno, diciamo, al sito, alle pagine Facebook, YouTube, dove noi pubblichiamo contenuti. E stiamo lavorando per pubblicare delle guide cartacee, quindi una per ogni paese del Sarrabus: Muravera, Villacruz, San Vito, Castiadas e Villa Simios. Queste sono, diciamo, delle immagini delle pulizie archeologiche. È bello perché partecipa un sacco di gente, siamo arrivati a essere anche in 40. E qui, vabbè, spiego un po' i sentieri. Il sentiero primitivo è l'idea di Marco, appunto, quello che ho detto, la recupero e la valorizzazione dei sentieri. Adesso il 18 di novembre puliremo un sito straordinario, lo posso dire io, sono un profano. Meravigliosa, che è una tomba dei giganti che praticamente è quasi intatta, era sconosciuta ai più. C'è un mistero perché quello era censito come un nuraghe, e quindi non so chi è andato a fare il censimento, penso nessuno. C'era sciocco, io sono andato a cercare il nuraghe, sono arrivato lì, non l'ho trovato perché poi anche già localizzato male. E poi mi sono messo a girare per vedere, dicevo, ma questo qui se ha messo un punto vuol dire che avrà visto qualcosa, e girando siamo arrivati a questo edificio che è enorme, cioè la camera sepolcrale mi sa che è 19 metri, quindi forse è anche una delle più grandi della Sardegna. Ci sono le foto qua, non lo so se le ho messe. No, non ho messo la foto perché se volete vedere dovete seguire le nostre pagine. Iscrivetevi. E quindi questo sito rientra in un progetto che è stato presentato dal comune di San Vito a un bando GAL, e quindi questo sentiero primitivo sarà il primo che verrà realizzato, tra l'altro a breve, perché abbiamo un amministratore qua che ci ha confermato che è già andato in appalto il lavoro, quindi probabilmente entro diciamo, l'estate prossima potremo vedere realizzato questo primo sentiero primitivo del Sarrabus. I social siamo dappertutto, siamo ormai su Instagram, Facebook, siamo su TikTok con le nostre live, su YouTube, diciamo che su Twitch abbiamo provato a fare anche qualche live lì per vedere un po' la reazione, ma il progetto QR Code, come dicevo, consiste nel mettere a disposizione ai passeggiatori solitari, perché l'idea era da noi, diciamo che le guide portano al mare, no? Fanno vedere le spiagge, portano il gommone, no? Le calette. E quando io andavo a vedere questi siti incontravo un sacco di gente che ci andava, ma anche molti stranieri,
che magari beccavano il punto su Wikimapia come dicevano prima, no? E allora ho detto, ma se noi lasciamo qualche semino, no? Qualche QR code dove uno fa una fotografia e gli escono le informazioni su, quando arriva lì poi non vede 4 Erdas, perché poi si rifà un altro progetto nostro, ma ha qualche chiave. Poi noi non abbiamo nessuna velleità di dare informazioni tecniche perché non siamo dei tecnici. Quindi diciamo spieghiamo un po' che cosa erano i nuraghi e cosa è rimasto. E le guide cartacee, dicevo, un altro progetto che abbiamo realizzato è Solo Pietre, un film, un docufilm di mezz'ora che non vediamo l'ora di far vedere in giro, che racconta i siti archeologici del Sarrabus dagli occhi di un figlio di immigrati sardi. Quindi questo ragazzo che ha un'idea, ha realizzato la Sardegna dai racconti dei suoi nonni, dei suoi genitori, e viene in Sardegna per lavoro, e quando scopre che la realtà supera la sua fantasia, ecco, nasce poi, non voglio dirvi tutto, se no poi non venite a vederlo. Allora, un'altra cosa che ci tenevo a dire, e poi chiudo, è che un'osservazione che ci è sempre stata fatta dai nostri concittadini e in generale poi sui social, nei commenti, è questo rimprovero che mancano le istituzioni. Invece nella nostra esperienza ci siamo resi conto che invece è proprio il contrario, le istituzioni sono sempre state presenti. Nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di collaborare con le istituzioni, e ne approfitto per ringraziare, l'ho visto prima, il dottor Trudu, che è sempre stato disponibile nei nostri confronti in tutti i nostri progetti, quindi un po' stiamo cercando anche di cambiare questa mentalità. E chiudo davvero nelle carte che c'erano prima nella presentazione, no? Nel Sarrabus c'è sempre un buco bianco, perché mancano studi approfonditi sul nostro territorio. Quindi con il nostro lavoro vorremmo anche invitare voi a venire a trovarci, magari aprire qualche scavo anche da noi, così magari aggiungiamo qualche puntino nelle carte. Grazie. Allora, grazie mille Marco. Un altro fatto interessante che hanno dimostrato sia la vostra esperienza che quella di Timbert è questa sorta di circuito virtuoso che poi si viene a creare, no? In questo caso attraverso l'archeologia. Quindi Timbert inizia a studiare archeologia da un semplice appassionato, voi che attraverso appunto un lavoro che magari credo all'inizio non immaginavate potesse diventare questo, poi vi siete appassionati, avete iniziato a fare altro, a dialogare con le istituzioni, a creare dei percorsi, quindi questo mi sembra un fatto molto importante sottolineare come delle azioni di singoli e appunto singoli che si associano in piccole realtà, però si possa avere una forza importante, diciamo. Sì, e poi insomma un'altra considerazione che poi te la faccio perché ce la fanno spesso anche a noi, no? Cioè, qualcuno ci chiede, ma perché l'ho fatto gratis questa cosa? Ce la fanno spesso questa osservazione, perché sai, tra le varie attività che noi facciamo ci sono ad esempio gli aperitivi culturali, settimanalmente ci si incontra, sono delle iniziative assolutamente gratuite messe a disposizione di tutti quanti. Quindi te lo chiedo, perché le fate gratuitamente queste cose? È la stessa cosa che poi abbiamo chiesto a Timbert. Sì, lo chiedono anche a noi ci dicono, magari dove vai. Ne abbiamo parlato spesso con Marco, con Danilo, ci sono anche altri soci qui dell'associazione, e siamo arrivati alla conclusione che è una malattia, cioè non dipende da noi, è una cosa talmente forte che deve esserci qualche fattore esterno che ci condiziona. Va bene. Proseguiamo con l'applicazione. Come sapete, la nostra associazione è inserita anche a collaborare con diverse realtà che abitano e vivono quotidianamente nel quartiere di Castello, e anche quest'anno per la realizzazione del premio abbiamo chiesto a un artigiano appunto, che ha la sua bottega in questo quartiere, Fabio Frau, di realizzare appunto i premi che oggi consegneremo. Aspetta, facciamo vedere. Ecco qui svegliamo l'opera.
Occhio, Avevo se si rompe. Ne abbiamo una. Ci sono restauratori qua. Non manca il piombo. Giorno, un po' di piombo. Quindi, come potete osservare, è una reinterpretazione della broccascoide, però lasciamo parlare appunto l'artigiano che l'ha realizzato per capire che pensiero c'è dietro appunto quest'opera. Mi chiamo Fabio, sono un autore di forme, lavoro con una ceramica. In occasione del premio Paolo Bernardini ho realizzato queste due sculture che trattano il tema del viaggio. La storia delle due sculture è composta da due parti solidali, creative. Una prima parte, il corpo grosso, è rappresentato da una brocca scolide, quindi da una brocca in forma d'otre. Il secondo corpo è uno stelo di canna, di cui ho realizzato un calco che ho trovato sulla battigia della spiaggia di Gaia. Perché la broccascoide? Perché lo stelo di canna? La broccascoide è una brocca che è diffusa dall'antichità in tutto il bacino di Mediterraneo, quindi è una forma comune a tutti i popoli del Mediterraneo, particolarmente presente in Sardegna. Ma quello che mi interessa di più della broccascoide è la forma d'opere, che nel mio immaginario, nell'immaginario di molti, riporta all'opera più celebre della nostra memoria culturale, vale a dire l'opera di Ulisse, che riceve in dono da Eolo, dio dei venti, il quale imprigiona al suo interno tutti i venti contrari al suo ritorno a casa, lasciando libero soltanto, se non ricordo male, Zefiro, che è il vento propizio del suo ritorno. Come va a finire, lo sappiamo tutti quanti, i compagni di Ulisse, pensando che l'opera sia colmo di ricchezze, aprono il tappo e tutti i venti riescono fuori, riportando la nave a casa. Come l'opera di Ulisse, anche questo opera è chiuso, è tappato a contenere cosa? Che cosa contiene? Il suo contenuto è legato alla seconda forma che si accorpa all'opera, cioè lo stelo di canna. Lo stelo di canna ha una particolarità. Questa particolarità è che alle due estremità ci sono due radici. La prima radice nella parte superiore è una radice saltata, spercata, ed è la radice del luogo di provenienza della casa della carne. La seconda radice, che è quella che sta a terra, è una radice nuova, presenta dei piccoli filamenti, dei germogli che prendono a prendere vita. E ho immaginato questa scena, questa storia. La carne è stata strappata da una tempesta, dalla sua terra, probabilmente da un fiume in piena,
stata per lungo tempo in mare, galleggiando nel suo corpo caldo, come nell'Odissea, viene scritto corpo caldo, la nave su cui sono imbarcati Ulisse e i suoi compagni. E quindi attraverso i flutti e in seguito a una forte mareggiata viene portata sulla Valdivia, sulla costa. Arrivato sulla costa, il suo istinto di sopravvivenza cerca di trovare un nuovo posto, una nuova sede, e quindi questa nuova radice cerca di rinascere, di riprendere la sua posizione. Proprio questa storia è il contenuto dell'opera, che come dicevo prima è sigillato. È sigillato perché per due motivi. Il primo motivo è perché, come nella storia di Ulisse, nel racconto di Ulisse, quest'opera deve contenere gli elementi negativi che hanno spinto questa canna a lontano da casa. Ma allo stesso tempo, all'interno dell'opera vuole contenere anche un elemento positivo, che è quello della memoria di questo accadimento, di questo avvenimento, che è unico e irripetibile. Noi lo possiamo raccontare, ma questa storia è stata vissuta soltanto da chi l'ha vissuta realmente, quindi della carne in questo caso. E quindi questo contenuto è qualcosa di prezioso, qualcosa che deve essere preservato dagli sguardi discreti e dalla banalizzazione della quindi, in sintesi, per tirare le somme, questa scultura è l'illustrazione di questo racconto. È una scultura che rappresenta la memoria del viaggio. Procediamo ora con la premiazione. Chiamo appunto Simone Bernardini, cui consegno il premio appunto da consegnare a Martino Rozzetta per la rappresentanza nostra. Grazie. Grazie, sono emozionatissimo. E l'altra la consegniamo idealmente a Timber, che poi avremo occasione di consegnarla nelle sue mani non appena si rimette in sesto, insomma, verrà da noi, però insomma simbolicamente Simone consegna anche a Timber dei filmati che gli manderemo il premio. Complimenti anche a Timber. Allora va bene, anche per quest'anno mi sa che siamo arrivati alla conclusione di questa nuova edizione del premio Paolo Bernardini per la divulgazione in archeologia. In chiusura rimetto l'immagine che ci ha accompagnato, insomma, per questa edizione, un'immagine nuova rispetto a quella che avete visto negli anni precedenti, e ci è stata realizzata da un bravissimo disegnatore sardo di Dorgali, Angelo Monne. Penso che abbia azzeccato, insomma, l'immagine che ci accompagnerà, penso, anche nelle prossime edizioni. Da parte nostra facciamo i complimenti quindi ai due progetti vincitori di quest'anno, Sardegna Archeologica, Archeosarabus,
Ringraziamo tutti quanti, prima di tutto chiaramente come al solito Sandra, Simone, Stefano Bernardini per voler sempre appoggiare insomma, con calore, con vicinanza queste nostre idee. Ringraziamo chiaramente tutti voi per aver partecipato. Alla prossima, buona vita a tutti.